Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 0422 1626 798. Oggi una puntata direi particolare perché insomma, cercheremo di fare il punto sulla situazione politica che c'è in Italia e cercheremo di capire in che modo e con quali alleanze potrebbe nascere un futuro governo e quando potrà nascere questo governo perché è piuttosto dura. Il piacere di avere in studio con noi Federica Pietrogrande della Lega Nord di Padova, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Il piacere di avere in studio con noi Gustavo Guizzardi, sociologo dell'Università di Padova, benvenuto. E il piacere di avere in studio con noi Carmine Bianco, consigliere del Movimento 5 Stelle nel comune di Montebelluna in provincia di Treviso. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E certamente, poi ricordo a tutti quanti che abbiamo il nostro sito di Antenna 3, ricordo anche che abbiamo Facebook, basta andare sulla nostra pagina e potete cliccare, commentare, già avete iniziato a commentare. E allora, vi ricordate che nel 2002 cominciò a circolare una battuta, il governo D'Alema e il governo Amato ci hanno portato sull'orlo del baratro, col governo Berlusconi faremo un passo in avanti. E allora nel tempo che queste battute si sono susseguite, ma il problema è che tutto quello che noi conoscevamo prima, insomma in un certo senso non esiste più. Forza Italia e il Partito Democratico sono due ali molto monche in questo momento. E che cosa succede? È un'Italia divisa tra Lega e Movimento 5 Stelle. E allora chi deve fare il premier, chi non ha la maggioranza, chi ha la maggioranza, chi ha preso più voti, e qui è un bel discutere. Allora, Federica Pietrogrande, oggi sappiamo che Salvini è a Milano con tutti gli eletti, no? Senatori, certo, deputati, e qui insomma comincerà a pensare ad una strategia, però manca qualcosa, mancano i numeri. Sì, allora intanto partiamo effettivamente da quelli che sono i dati, e cioè un grande risultato del centrodestra e un successo indiscutibile della Lega, e questo credo che sia il punto di partenza per ragionare poi sulla formazione del governo. Considerato che comunque l'incarico dovrebbe essere dato a coloro che hanno ricevuto più voti, ritengo che come punto di partenza bisognerebbe intanto ricordare che il mandato esplorativo dovrebbe essere conferito a Salvini in qualità di leader del partito che ha preso più voti all'interno della coalizione di centrodestra. Dopodiché è evidente che i numeri in funzione devo dire, di questa legge elettorale che attualmente è in vigore in Italia non consentono di dare una maggioranza immediata, però questo non è un elemento che precluda la governabilità del Paese, tutt'altro. Però mancano di fatto, Pietrogrande, persone, senatori, deputati, il magic number al Senato e alla Camera è un po' lontano. Mancano una cinquantina di persone che certamente non sono poche. E da cosa è dovuta questa carenza? L'ho detto prima, e cioè dal fatto che la legge elettorale attuale non ha consentito dei premi di maggioranza come era la legge elettorale precedente, che ha consentito, comunque con diverse difficoltà, comunque ecco, purtroppo dobbiamo fare i conti con quello che c'è. Questo Rosatellum è perché aveva paura della Lega e del Movimento 5 Stelle, cioè sicuramente voglio dire, Silvio Berlusconi, no, che è tornato in piazza così, scende in campo di nuovo e insomma, ma sicuramente una legge elettorale votata a ottobre in scadenza di legislatura e in funzione di quelle che sarebbero state le elezioni di marzo è stata fatta evidentemente per cercare di tutelare il più possibile e di non dare l'opportunità di governare con la consapevolezza che il PD avrebbe avuto un insuccesso. Che poi le dimensioni dell'insuccesso del PD sarebbero state così gravi
loro non lo prevedevano, noi onestamente parlando con la gente avevamo un po' il sentore, avevamo questo sentore. Però bisogna anche dire che bisogna portare anche pazienza, perché anche la Lega, no, veniva da un momentaggio, perché ricordiamo nel 1992 aveva preso l'8,6%, nel 1996 il 10%, alle politiche del 2001 il carrozzo si era fermato al 3,9%, certo. Nel 2008 all'8,3%, un altro ribasso nel 2013 in coalizione col partito il Popolo delle Libertà che ottenne il 4%. Certo. Quindi diciamo, però da tutti i dati che tu hai appena citato emerge, mi pare in maniera assolutamente chiarissima, come la leadership di Salvini abbia portato la Lega a un exploit che mai ha avuto dalla sua... Insomma, dal 2008 prendiamolo come dato più importante, certo. Insomma, ha incrementato di quasi 10 punti, mettiamola così. Certo, è stato un successo che è ovviamente ascrivibile soltanto, principalmente, anzi direi, al nostro leader e anche al fatto che ritengo la Lega in Veneto, nel centro-nord, dove ha governato bene e con onestà, e i cittadini hanno secondo me premiato questo tipo di valutazione. Dopodiché io naturalmente auspico che l'incarico venga dato a Salvini e il compito di Salvini sarà quello di radunare a sé non alleanze, inciuci e pastrocchi vari, ma trovare delle persone che intendano condividere dei punti fondamentali del nostro programma che sono i che abbiano voglia di votarli. Perché poi insomma no, il leitmotiv è sempre stato più o meno quello, no? Certo. La sicurezza, la Fornero, certo. Insomma Matteo Salvini ha costruito certo. una campagna importante. Allora vengo quindi al Movimento 5 Stelle. Allora vi ricordo le elezioni, allora chi dovrebbe governare secondo voi? Dovrebbe governare Di Maio? Dovrebbe governare Salvini? Dovrebbe governare Gentiloni? Perché poi si parla di un super governo tecnico. Comunque tecnicamente un governo ce l'abbiamo ancora, perché non è mica decaduto, mica è stato dichiarato incapace. 042216269798, allora diteci la vostra e anche una opinione sul perché insomma i partiti tradizionali ci hanno rimesso le penne. Allora, gongola e non poco Carmine Bianco, ci avevamo visto un po' prima delle elezioni e lei però, fortuna. no, però diciamo non se l'aspettava una cosa del genere, così, con questi dati, con questa irruenza. Sfondare il 30%, arrivare al 33%. Citavi i dati della Lega, certo. No, che ha avuto negli anni un'impennata. Noi addirittura da 0 a 32 in solo 2 tornate elettorali, quindi penso che gli italiani però non avete avuto un mordente nel nord, non siete stati, non avete mordente. Però rispetto alla Lega è molto radicata qui al nord, contrariamente da Firenze in giù, no. Invece noi abbiamo però l'Emilia Romagna l'abbiamo espugnata, che era un centro volevo portare un attimo avanti il discorso, cioè secondo noi è vero che al nord non abbiamo sfondato, però abbiamo ottenuto un buon 22%, quindi non è una disfatta al nord. È vero che al sud, come mi sembra un paesino in Sicilia, abbiamo avuto il 75 Priolo, 75%. Al di là di queste punte massime, che può essere... C'è tanto reddito di cittadinanza da dare in quel paesino, non lo so, glielo che vai forse sì, ma al nord c'è anche la flat tax, quindi ce la giochiamo da pari su questo. Perché dopo adesso sono fake news o no, la gente già si prepara e col modello ci datevi per il reddito di cittadinanza. Allora, questa fake news a me fa piacere che è venuta fuori sui social, infatti ieri mi hanno bersagliato su questa... Però una cosa non è stata detta: se i cittadini si sono recati al CAF, pare una cinquantina, ma vabbè, mettiamo anche che sia vero, si sono recati per avere il reddito di cittadinanza, vuol dire che ci prendono sul serio, perché noi le promesse le manteniamo. Abbiamo promesso il reddito di cittadinanza e sarà il reddito di cittadinanza. Abbiamo promesso di tagliarci lo stipendio, l'abbiamo fatto, e su questo la credibilità porta anche, in modo anche un po' da sorridere, insomma, che lo sprovveduto pensi che dopo 2 giorni ci sia il reddito di cittadinanza. Però questo è un segnale, di avere un governo, però è un segnale che noi le nostre promesse le manteniamo, e quindi questo ci ha fatto tanto. Con Carmine Dal Bianco non a babbo morto, cioè
Certamente, subito. Allora, 0422 16 798, pronto, buongiorno, buon venerdì, soleggiato per il momento. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io mi reputo veneta, ma non stupida, e volevo chiarimenti su quanto si sta riproducendo in questi giorni. Si dice che se il nord produce e diventa ricco, ha bisogno di un centro-sud che consuma. Ma mi chiedo, da veneta, se non hanno le fabbriche, se non hanno i posti di lavoro, come fanno a comprare quello che produce il nord al centro-sud? Mi si dice un'altra cosa, che dal centro-sud poi arrivano, specialmente qui in Veneto, e badate che non è da adesso ma è da sempre, arrivano i diplomati, i laureati del pubblico impiego. Diceva stamattina un sindaco in una trasmissione locale che addirittura in Veneto abbiamo ad esempio tutti i segretari dei comuni che sono meridionali. Allora io chiedo, da veneta, non mi reputo stupida, perché succede tutto questo? Perché ci rendono gli altri stupidi noi veneti? Perché ci rendono gli altri cretini noi veneti? No. Non è ora che ci ribelliamo? Grazie. Grazie, allora la signora è bella puntigliosa. 0422 16 798. È anche vero che nel nostro Veneto ridente si stava bene e l'impiego pubblico era visto forse come un'ultima spiaggia, no? Perché il Veneto faceva da sé, il Veneto, il Friulano, il Trentino. Ma ha toccato un punto molto chiaro, la signora è stata molto efficace. Produce, il sud. Ma se il nord produce e al sud non c'è il reddito o non c'è un lavoro, e ciò che si produce al nord, chi lo consumerà? Questo è il grosso problema. Allora, la dicotomia nord e sud, secondo me, va rivista totalmente. E il reddito di cittadinanza non è niente altro che una manovra economica. Di sostegno. Ma è una manovra economica, perché se io do in una zona depressa come il Sulcis, dove non c'è niente, terra bruciata, non c'è neanche una minima fabbrichetta nel raggio di 150 km, allora queste persone si devono dar fuoco? No, devono venire al nord a lavorare e rubare il lavoro qua? E quindi il senso è creare dell'assistenzialismo? No, ma non è l'assistenzialismo, no, perché se le persone avranno un reddito, loro potranno poi quel reddito spenderlo, riqualificarsi, vuol dire che noi Stato diamo un sussidio a delle persone perché non hanno le capacità o la possibilità di guadagnarsi un reddito, lei sta dicendo, e poi loro consumano acquistando i nostri prodotti, ma sono sempre soldi nostri? Cioè è il giro delle tre carte? No, bisogna creare delle opportunità di lavoro, quello è diverso. Ma quelle persone quando spenderanno, cosa succede? Che chi produce produrrà di più, e quindi avrà altre persone. Il comunque quando produce vende, e vende all'estero, vende in Europa, cioè comunque non ha un problema di surplus di vendita. Il problema è quindi all'estero. No, il problema ma è siamo italiani, prima gli italiani. No, ma il prima gli italiani significa dare delle opportunità agli italiani, non fare. Ma non ci sono. Ma non ci sono. Quindi, come si dice che diamo un sacco di soldi al terzo mondo, all'Africa, bisogna creare lavoro, posti, perché poi ma se uno ha un reddito, ma se non c'è un reddito, che detassazione c'è? Ma se detassiamo le aziende e detassiamo gli imprenditori e diamo l'opportunità di creare impresa, tutto. E quanti anni ci vogliono per costruire un tessuto produttivo? Allora sarà più semplice continuare a dare da mangiare. Ma non è da dare da mangiare, allora, è troppo riduttivo questa cosa. Signori, allora 0422 16 798, allora chi dovrebbe governare? Secondo voi deve governare Salvini, deve governare Di Maio, ci deve essere la zampa del Partito Democratico? Perché insomma i numeri sono quelli del Partito Democratico che potrebbero fare la differenza, e lo sappiamo. Professore, ci scrivono su Facebook: l'Italia e gli italiani hanno bisogno di fiducia e di speranza che si ricostruiscono solo con il coraggio della verità e un serio progetto per risollevare le sorti del Paese. Confidiamo nel buon senso di queste nuove alleanze. Direi quasi un discorso alla Mattarella, cioè di questa signora.
Cosa dobbiamo dire agli italiani che si trovano con questa dicotomia, Movimento 5 Stelle e Lega? La risposta, chi dovrebbe governare? A dare una risposta sarebbe semplice, dopo vedere come si fa a applicarla. Dovrebbe governare chi ha la possibilità di avere le maggioranze e chi ha un programma fattibile che va bene, che funzionerà. Ma lei che è un esperto, che analizza la società, a naso. Queste tre cose oggi non vanno assieme, nel senso che chi abbia oggi maggioranze non c'è, per cui bisognerà pure trovare o accordi o altre soluzioni per avere le maggioranze per poter governare. C'è chi ha fatto delle ipotesi sul futuro, bisogna vedere come saranno fattibili, perché i progetti si possono annunciare, poi bisogna vedere in atto pratico non solo la fattibilità ma anche in quanto tempo, come dicevate anche voi, e poi mi pare che abbiate detto delle cose, spero che abbiate ragione voi, ma sono un po' scettico. Il vedere come se tu vai nel livello macro, cioè nel grande, fai determinate azioni, dare il reddito di cittadinanza, poi la gente spenderà, e chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Poi la gente spenderà per comprare quelle cose che produce il Nord, chi l'ha detto? Come è andato a finire i famosi 80 euro? Sono stati spesi in parte sì, in parte no. Per cui la flat tax sì è possibile, ma questo fa portare subito, non certo al 100% subito, un maggiore investimento da parte delle imprese, ammodernamento, non è poi così sicuro, per cui si possono fare proposte, bisogna vedere poi la cosa ci dice l'Europa e i tempi. L'Europa è il grande convitato di pietra. Madre matrigna col cuore di pietra per gli italiani, professore? Speriamo di no, nel senso che finora lo è stato. Finora lo è stato. Sì, forse ha fatto di più la voce grossa e dopo ha anche accettato tantissimo, sì, però delle cose che venivano dette, perché anche loro hanno bisogno di coprirsi per un verso e di risolvere le situazioni così come si presentano. Insomma, quel famoso proverbio, non è che l'Italia si può mandare fuori dai piedi dalla mattina alla sera. O una sporta vada, una venga, si dice. Forse anche bisognerebbe avere un interlocutore forte in Europa con un progetto ed un disegno da presentare all'Europa. Quello che è stato finora, secondo me, è stato tutto un po' tirare avanti. Ma anche che abbiamo mandato in Europa 0422 16 26 798, anche Iva Zanicchi era in Europa. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci tornati in diretta 0422 16 26 798. Nel tempo della pubblicità abbiamo consultato anche il mago Telma, perché a questo punto ci rivolgiamo anche alla cartomanzia per sapere chi potrà essere premier, però la parola che regna sovrana è ingovernabilità. Questo è un chiaro dato che insomma ci ha un po' anche spiegato il professore, che è molto molto difficile. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei un mio pensiero. Allora, siamo andati alle votazioni, sono state vinte dalla destra e dal 5 Stelle. Adesso siete stati votati, ci mettiamo a un tavolo e ragionare da uomini. Bravo. Non da bambini. Bravo. Che litighiamo continuamente, no questa è la sedia mia, no questa è la sedia tua. Bravissimo. Dovete mettervi a un tavolo e ragionare per tutti gli italiani. Vi abbiamo votato e allora riuscite a ragionare un po', perché se continuiamo a litigare non la finiamo mai. Io vedrei alla Camera Presidente o Di Maio o Salvini
e al Senato l'incontrario. Vedrei loro due come presidenti della Camera o del Senato. Signora Nadia, lei mi insegna che due galli in un pollaio, dopo un po' si crea un po' di confusione, no? Poi bisogna degli... anche un Presidente del Consiglio. Sì, signora Nadia... Insomma, cerchiamo di essere persone mature, con un po' di testa. Ok. Vi ringrazio, arrivederci. Allora, Sì. professore, la riprendo un secondo. Allora, lei ci ha un po' detto tante idee, tanti buoni propositi, tipo la letterina che si scrive a Babbo Natale, a Gesù Bambino, sarò bravo, sarò buono, obbediente. Insomma, è una situazione un po' complicata. Siamo in un paese dove comunque tutti hanno i loro interessi, le loro proposte, le loro opinioni, ed è difficile mettersi d'accordo. La signora Nadia di Treviso ci ha detto: comportatevi da veri uomini, dialogate. E il dialogo con questi movimenti, tra queste forze che un po' si danno dei mafiosi, un po' dicono tu sei uno degli inciuci, cioè, voglio dire, questa campagna elettorale ha avuto toni alti, è stata breve ma con toni molto alti, no? Perché tu sei mafioso e tu sei quello degli inciuci, e come si fa a mettere insieme l'insultato e l'insultatore? Dunque, io prendo per buono quello che è stato detto in campagna elettorale, può darsi che mi sbagli, ma insomma, e cioè che ci sono dei programmi che sono stati annunciati, e qui non si tratta tanto di mettersi d'accordo fra due ragazzi in casa che litigano, cioè se uno propone una cosa e l'altro ne propone un'altra, e poi c'è anche il terzo e il quarto, perché non sono soltanto due, sono quattro alla fine, perché c'è anche Forza Italia e DS, cioè la sinistra come cosa. Allora, se i programmi per ora, i progetti per ora sono abbastanza diversi, e in certi punti sono così diversi che vengono contestati reciprocamente, non si tratta semplicemente di fare i bravi ragazzi, si tratta di vedere se si trova un accordo sulle cose da fare. Al di là, spero, ma io sono spero, al di là di chi le possa fare, in questo senso. Ma ce ne abbiamo secondo lei i soldi per fare tutta sta roba? No, di sicuro. No, di sicuro, ma questo qui è perché ciascuno che fa dei progetti li vuole che vengano attuati subito. Alcune cose sono quasi impossibili, altre sono impossibili ora. Cos'è che è impossibile obiettivamente dall'alto della sua preparazione? No, io non me ne intendo di politica, però tutti dicono che un reddito di cittadinanza esteso a tutti immediatamente impossibile. Cambiare le pensioni dalla mattina alla sera a Fornello non è fattibile. Certo, cambiarle non tutte e col tempo è possibile di sì. Ecco, per cui dico che credo che ci siano dei programmi e si tratta di vedere se sono compatibili. Di certo lo saranno alla fine, bisognerà pure che qualcuno governi e si vada avanti. Ma su quali punti? Su quali punti? Ha detto giusto il professore, se facciamo tutto e tutti non sappiamo se ci abbiamo i soldi. Mi viene in mente, no, quando sei in autostrada e c'è il telepass, chi paga con la carta, chi ha ancora la moneta. Se tutti avessero il telepass si sarebbero ingorghi e file lo stesso, cioè voglio dire, bisogna un po' capire come potrebbe essere incastrato il meccanismo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Gianfranco, chiamo da Padova. Buongiorno Gianfranco. Allora, io volevo rispondere al vostro titolo. Sì. E quindi chi dovrebbe governare? Sicuramente dovrebbe essere la Lega e il 5 Stelle. E perché? La Lega, se non erro, ha la Lombardia e il Veneto, che è un fiore all'occhiello della gestione del sistema praticamente Italia, delle regioni, eccetera. I 5 Stelle hanno praticamente la base, che si comincia a capire, che puntano a un governo, cioè a collaborare con la Lega, perché loro vedono come Lega che hanno una professionalità nel muoversi e nel gestire delle grandi regioni, per cui sono già pronti per seguire queste cose. A questo punto poi ci sono anche dei punti comuni, perché vedi le mega pensioni, tutte quelle cose lì che sono abbastanza anche sui migranti, Anche sui migranti. e sono da due parti
la stessa idea. Quindi secondo me ci sono molte cose che possono andare, ma soprattutto perché, ripeto, il 5 Stelle è meno preparato, mentre la Lega ha 2 grandi regioni che sono super amministrate da anni e quindi hanno la competenza, questo è il punto, e devono, come ha detto la signora, sono d'accordo, che devono diventare persone più serie verso il popolo, cioè avere un po' più di rispetto e devono trovare una convergenza per risolvere i problemi del paese, perché così altrimenti non si va da nessuna parte. Gianfranco, io la ringrazio, porti pazienza, ma stiamo cercando di fare il punto della situazione. Quale dice: comportatevi come ha detto la signora Nadia, da uomini che si siedano al tavolo Movimento 5 Stelle e Lega e che trovino degli accordi, dei punti comuni che nei loro programmi non sono così differenti, sembrerebbe. E allora io la ringrazio molto. 042216 26798. Allora ritorno a Federica Pietrogrande. Allora proviamo a capire un attimo il meccanismo, un pensiero che si potrebbe sintetizzare: visto che ho un salario da fame, mi licenzio e mi prendo i 780 euro al mese del reddito di cittadinanza. Sto sintetizzando un po' quello che lei aveva detto, e che quindi è una posizione un po' inconciliabile con... Allora, il problema del reddito di cittadinanza strutturato come una forma di assistenzialismo, secondo me, non solo non è sostenibile, e il professore ha anticipato, diciamo, una caratteristica che mi pare che sia all'evidenza e sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo le risorse per farlo, altrimenti ma neanche la Fornero però. Fatto. La tax al 15%. Allora, no, non è vero, sulla flat tax sono stati fatti degli studi serissimi che hanno dimostrato, però adesso sto uscendo un attimo dal seminato, comunque ripeto, sulla flat tax sono stati fatti degli studi anche di progressione che hanno dimostrato come tutto quello che viene tra virgolette perso dallo Stato rispetto alle aliquote più basse viene poi recuperato intanto negli incentivi di tutti coloro che andrebbero a far emergere il nero che realmente non c'è. Non solo, dovrebbero incentivare il ritorno di aziende, di grossi capitali in Italia che ricomincererebbero ad investire per dei risparmi. A Pietrogrande, perché anche se io ho la tassa al 15%, ma per aprire un capannone in Italia ci devo mettere 3 anni, quando in Slovenia me lo fanno in 6 mesi. Però no. Perché questo volano può innescarsi con la flat tax e non con il reddito di cittadinanza? Posso finire? Termino il problema sul reddito di cittadinanza. Mentre, allora, secondo me si tratta di 2 proprio piani diversi. La Lega si muove in un piano di investimenti e di produttività che poi naturalmente si irraggia in tutte le altre e si declina in tutte le altre forme a livello nazionale. Viceversa, assegnare a delle persone individuali che poi ovviamente non possono essere limitate, perché come giustamente diceva adesso la dottoressa Grignanin, ovviamente chiunque potrebbe partecipare, a quel punto farebbe domanda, quindi un numero indiscriminato di persone che però non hanno un riflesso sull'economia nazionale, perché lo stimolo è quello di far ripartire il paese, non solo di aiutare gli ultimi, perché le forme di assistenzialismo esistono ed è doveroso che esistano, ci mancherebbe altro, ma devono essere finalizzate quindi e il reddito specifiche. se lo mettono in tasca non lo consumano? Ma no, ma cioè, il problema cosa non è... Conservano i soldi? Sarà chi andrà dal chirurgo plastico? Infatti, non è il consumarlo, se io lo consumo non sto facendo ripartire l'economia. Io prendo la telefonata e poi vengo da lei. Allora, però mi piace anche molto il post, ci auguriamo che le forze politiche agiscano con buon senso in modo propositivo per migliorare ogni situazione nel nostro paese per tutti noi, c'è saggezza tra la gente. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Adriana del Montebelluna. Buongiorno Adriana. Devo dire una cosa, sono tutti dei buffoni, è una cosa vergognosa che arrivati a questo punto si pensava che anche il Movimento 5 Stelle potesse fare chissà che, sono peggio degli altri, è una vergogna, mi vergogno di essere italiana. Guardate, veramente tutti hanno la loro verità in tasca, ma non risolvono niente. Vergognatevi, che è ora di vergognarsi. Vi ringrazio. Grazie, è giusto. 042216269798. Una cosa ha detto soprattutto signora Adriana, tutti hanno la verità in tasca. Sì, però la signora Adriana che cosa ha votato? Non lo sappiamo, non per farmi i fatti della signora, però
è giusto anche, io la comprendo questa forma di svilimento, di sfiducia, però si riparte dal voto e il voto tocca, lo voglio ricordare, Carmine Dal Bianco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Montebelluna, che ha un'auto elettrica, perché lei ci ha visto lungo col diesel, ha detto è meglio che mi elettrizzo. Al di là di questo, una volta ancora i nostri elettori, i nostri telespettatori sono saggi e ci hanno dimostrato con gli interventi precedenti, cioè secondo me non dobbiamo parlare sulle cose che ci dividono, cosa invece ci accomuna, perché se no la campagna elettorale la continuiamo ancora per due mesi. Reddito di cittadinanza sì, no ma è bello e brutto e cattivo. A Fornero sì, a Fornero sì, no, ma è bello e brutto e cattivo. La tassa unica che non mi piace, flat tax, non mi piace. Allora, secondo me non si deve più parlare è bello o non è bello. Si sono espressi i cittadini, il 32% dei cittadini italiani, ok, si sono espressi a favore di questa misura, quindi è inutile adesso avversarla, adesso bisogna mettersi al tavolino, essere responsabili, dare un governo a questo paese perché ne ha bisogno, perché il PD che scappa via con il pallone perché non vuole più giocare a questo tavolo non mi sta bene. Ha fatto una legge elettorale ignobile, lo abbiamo sempre criticato e l'abbiamo anche denunciato, io sono andato personalmente a Roma a denunciarlo e lo sapeva benissimo. Gli avete detto tante parole a questo PD, lo sapevamo benissimo che la questione di ingovernabilità ce la lasciavano a noi il cerino. Adesso dicono no, adesso avete vinto voi Lega, voi 5 Stelle, adesso arrangiatevi. Prima hanno distrutto un paese e adesso io, Movimento 5 Stelle e la Lega qua, la collega, dobbiamo metterci al tavolo, secondo me, e non parlare delle cose che ci dividono, ma le cose che ci uniscono. Il reddito di cittadinanza però non è fra questi. Bene, io mi unisci una sola cosa, che devo andare in pubblicità, no, votare un'altra volta, se no basta, perché veramente, cioè, allora mi fate votare nel 2019 così voto anche l'Europa, basta questo par condicio, lo dico da un punto di vista professionale. 0422 16 26 798, facciamo invece della flat tax una action day unico per tutto, anno zero. Aspettiamo le vostre telefonate, i vostri post, a dopo. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, aspettiamo sempre le vostre telefonate, i vostri post 0422 16 26 798. Chi deve governare secondo voi? Chi dovrebbe governare l'Italia? E poi anche un'osservazione, perché hanno perso i partiti tradizionali. Allora proprio su questo c'è un altro post, dice: gli italiani hanno scelto di dar spazio ai nuovi politici perché quelli precedenti non hanno fatto niente. Cioè, professore, la sensazione è che tutto quello che è stato fatto prima vale zero, cioè che tutti quelli che hanno lavorato per i governi che si sono susseguiti non abbiano fatto nulla. È proprio così, siamo disfattisti, siamo tutti quanti CT della nazionale. Non esageriamo, siamo qui vivi e vegeti, abbiamo i nostri problemi, però non siamo la Grecia, non siamo sull'orlo del baratro, eccetera. La gente che ha votato ha detto bisogna cambiare, ovviamente, il problema è stato vedere chi e come. E perciò direi si tratterà di vedere quali sono appunto i progetti fattibili. Ricordo però che in campo ci sono almeno quattro entità e non due. È vero che qui ne rappresentate due, ma ci sono altre due, e cioè dice, ci sono degli avatar che noi non vediamo. La sinistra che avrebbe perso, ma non è, ha perso rispetto a prima, ma non è ridotta a zero, anzi il suo 20% ce l'ha. 20 italiani su 100 l'hanno votata. A questo punto Forza Italia e anche altri di quei gruppi lì esistono, ecco, e fanno parte del 32%. A quel che sembra non è che abbiano tanta voglia di farsi rappresentare soltanto dalla Lega, batteranno anche loro
anche loro fra poco alla porta dicendo Fratelli d'Italia, ragazzi vogliamo buttarla via? ci siamo No. anche noi, ci siamo anche noi. A maggior ragione, visto che nessuno ha la maggioranza, bisognerà pure tener conto di almeno queste altre due forze che possiamo pensare quel che vogliamo, comunque esistono. Insomma, le telefonate che abbiamo ricevuto, però insomma, le maggiori dicono mettetevi al tavolo e dialogate, però insomma, gli italiani sarebbero per un dialogo fra queste due forze, esclusi gli avatar. Sembra che loro non vogliano, adesso sa, visto da fuori, specialmente da quella signora che ci ha telefonato dicendo fate i bravi ragazzi, io direi, momento, da uomini ci sono anche le donne, cioè comportatevi da bravi cittadini e cittadine, e non soltanto da bravi sì, ragazzi. perché insomma in ballo c'è la res pubblica, la cosa pubblica, che non è una cosa da poco. Per ora sembra che non vogliano collaborare, non so. Vabbè, ovviamente... allora siamo alla fase ragazzo intelligente ma non si applica. Federica Predorande, siamo a questa fase qua. Non lo so, domando a voi. No, io non credo. Allora, intanto, no, ci tenevo a precisare che Forza Italia e Fratelli d'Italia fanno parte della coalizione che ha preso la percentuale più alta a livello nazionale, quindi è evidente che quando io parlo di Salvini Premier includo naturalmente all'interno della coalizione del centrodestra che lo legittima in funzione di accordi preelettorali. Nella coalizione del centrodestra fra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si era detto il partito che prenderà c'è pure Fitto, la quarta gamba. Fitto c'è Fitto. Sì. E il partito che prenderà un risultato elettorale, una cifra elettorale maggiore, sarà colui che rappresenterà la coalizione. Dato di fatto ha voluto che è stata la Lega, colei che ha raggiunto, il partito che ha raggiunto maggior cifra elettorale, e di conseguenza sono certa avrà il mandato di tutta la coalizione. Questo non significa escluderla assolutamente, la decisione verrà presa come coalizione. Dopodiché benissimo ritenere che sia necessario mettersi al tavolo, e io credo che in questo momento non sia stato escluso da nessuno, cioè nel senso... Ma lei con il Movimento 5 Stelle riuscirebbe a dialogare, cioè mettendo davanti il bene del paese, perché non è che possiamo aspettare, cioè la Germania l'ha fatto adesso, il governo hanno votato cos'è stato a settembre, la cancelliera tra una cosa e un'altra. La Svizzera senza governo ha anche aumentato il prodotto interno lordo, cioè voglio dire, abbiamo due esempi interessanti. Il problema è questo, che io credo che ci sarà un dialogo costruttivo fra tutte le forze politiche che verranno interpellate. Quindi il primo problema sarà comprendere a chi verrà dato il mandato esplorativo. Secondo me a Salvini, che a quel punto dovrà fare la valutazione con gli altri leader. Perché non a Di Maio? Perché lui ha preso giuridicamente, ma noi non avete la maggioranza. Ma giuridicamente lo deve dare alla forza che rappresenta il maggior numero di persone. Ma non ha raggiunto, secondo la legge elettorale, ma il mandato esplorativo dovrebbe essere dato alla coalizione. Dopodiché verrà dato a Di Maio, verrà dato in pazienza, me ne farà una ragione. Comunque in linea teorica secondo me dovrebbe andare così. Dopodiché al di là di Renzi che ha detto mai coi 5 Stelle, ha fatto il suo hashtag io me ne vado senza di me eccetera eccetera, ma se ne andrà forse fra qualche anno perché ha detto dopo le consultazioni, insomma vabbè, sono problemi interni del PD e certamente non mi interessano. Dico, al di là di lui nessun'altra forza politica ha detto io mai con... Però ciascuno, credo, ha rivendicato le proprie peculiarità, nel senso non faremo Fratelli d'Italia che abbraccia il PD o che abbraccia il Movimento 5 Stelle. Ma io infatti non credo che ci saranno delle coalizioni di governo in funzione partitiche, no? Salvini è stato chiaro su questo, non è che noi diventeremo improvvisamente amici, perché altrimenti significherebbe anche tradire il voto degli italiani, elettori. Certo. È necessario che ciascuno rimanga coerente. Non è che mi parte una campagna acquisti, io penso che tiro fuori il portamonete e vado a rastrellare quello che mi serve. I soldi non ne abbiamo mai avuti. Io credo che sia necessario individuare degli indirizzi condivisi e fare un accordo su quelli che sono i progetti di governo che possono essere realizzabili. Ma il movimento reddito di cittadinanza per me è no. Ma Pietro Granda, hashtag per me è no. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Sì, Pronto? eccoci qua, pronto, buongiorno. Sono Mario Rocade. Prego. Volevo chiedere una cosa ai signori che non li conosco di nome, mi scusi, quello della Lega del 5 Stelle. Eccoci qui. Io sono un pensionato che sono 10 anni, diciamo, sono in pensione. Sono andato con abbastanza un picco, perché ho lavorato 40 anni e avevo una bella pensioncina. Adesso la mia pensioncina è andata a stare quasi il 40%, il 35% in tutti questi anni. Sì che non è che, adesso ho sentito che danno la quota di 1.000 euro a quelli che giustamente devono vivere anche loro, però nella Lega, nei 5 Stelle, ci sono mai proposti questo problema che i pensionati che sono andati diversi anni fa, con quei soldi che prima potevano, come che dice l'altro signore che ha detto che possono spendere, possono comprare, anche noi che prima avevamo una discreta pensione, adesso con 30%, 35%, che mi sembra che sia il 35% di potere acquisto che abbiamo fatto, non riusciamo e tiriamo avanti, per carità, non stiamo perdendo il morto. No, però gli dice che c'è stato l'agganciamento alla vita e la rivalutazione di quella che è insomma, stata la pensione, chiaro. La rivalutazione, signorina, diciamo che in 10 anni mi hanno cresciuto 200 euro. L'hanno rivalutata al ribasso, questo è. Sì, è proprio una cosa, diciamo, d'accordo, però bollette, mangiare, diciamo, vivere e tutto quanto, questo che abbiamo fatto, che forse, d'accordo che quelli che devono dare i 1.000 euro stanno bene e per carità devono vivere. Però dice che guardino anche a chi è andato in pensione, che ci sia l'aggancio a quella che è insomma la spesa corrente, la rivalutazione dello stipendio, della pensione, insomma questo diventa importante anche perché i pensionati sono una parte fondamentale del nostro paese perché aiutano le famiglie, aiutano i figli che non lavorano e fanno da garante quando vai a firmare un mutuo. Ho capito, però e io devo chiudere perché mi scusi tanto Mario, ma devo andare anche in pubblicità. Poi torniamo 0422 16 26 798. A dopo. Oh, siamo tornati in diretta, gentili signori, se avete delle confessioni private è il momento di non farle più. 0422 16 26 798, anche il professore si unisce all'appello di Mario da Roncade, rivalutate anche la mia pensione, perché ha fatto outing anche lei, ha detto voglio tutte le pensioni, voglio tutte dire, le pensioni, ma soprattutto sarebbe bello poter davvero ricevere una pensione e guardo a una certa generazione. Pronto, buongiorno. Buongiorno Danielina, oggi sei un fiorellino. Ci prova a sbucare con la primavera, ma qua il freddo ci attanaglia. Ci dica tutto, buongiorno. Allora, volevo fare un appunto riguardo a sto governo. Innanzitutto parlando col professore che avete in studio, il cittadino deve votare perché è un dovere oltre che un diritto, ma il politico sociologicamente deve mantenere le promesse e soprattutto essere veritiero, cioè non può fare 20.000 emendamenti per innebbiare su i vari cavilli delle leggi. Poi se molta gente non va a votare, prendiamo come esempio Berlusconi, ineleggibile stabilito dalla Corte europea, propone Tajani che in quanto impegnato nel Parlamento europeo non può mantenere una doppia carica. Quindi signori, non state lì a litigare per le poltrone, io sono più bravo, io merito e questo, quindi? più voti, quando in realtà non propongono niente che sia a costo zero e che abbassi la spesa enorme che ci troviamo. Solo manovre, solo un DEF che costa più di Pinocchio e del fallimento della Banca del Vaticano. Bacione. Grazie. Allora,
Carmine Bianco, mi pare che dice non fate promesse perché poi sono bluff e la gente poi fa la fine di Pinocchio, diventa un ciuchino, no? Dai, veramente. Beh, la Ragioneria dello Stato ha detto che il reddito di cittadinanza costerebbe dai 17 ai 19 miliardi di euro. Le coperture ci sono anche perché questo governo uscente ha trovato in 24 ore 20 miliardi regalati alle banche. Quindi quando si vuole trovare i soldi ci sono. Il reddito di cittadinanza, ripeto, viene esteso anche a chi ha una pensione sotto il livello di povertà, e questo non l'abbiamo deciso noi, 7,80 è il limite di povertà che è stato indicato dall'Istat. L'Istat dice che se un pensionato ha 500 euro, è povero, è povertà assoluta quasi. È povertà quasi assoluta. Allora, quindi, che dignità diamo a chi ci ha votato noi, ma anche la Lega, anche Forza Italia? Che dignità gli abbiamo dato? Zero. Quindi, secondo noi, il reddito di cittadinanza, quindi anche la pensione di cittadinanza, deve dare dignità a tutti. Ma non è che poi, come bisogna strutturarla, che tutte le persone magari vengono anche da altri paesi per avere il reddito di cittadinanza? Io glielo chiedo perché potrebbe anche essere... cittadini italiani, è chiara la proposta. Cittadini italiani. Cittadini italiani. Quindi... Cittadinanza, quindi cittadini italiani. E quindi i nostri... No, lo Ius Soli noi siamo contro, noi sullo Ius Soli infatti sul nostro programma è sparito, secondo il Movimento 5 Stelle lo Ius è sparito, allora ci hanno votato per il nostro programma, non c'era, quindi noi diciamo c'era, non c'è più, è chiaro? Quindi lo Ius Soli non c'è più. No, quindi il reddito di cittadinanza per i cittadini italiani, cioè chi è nato, cresciuto qua, chi ha ottenuto una cittadinanza. Ma questo non è che posso andare contro le leggi internazionali. No, sto cercando di capire. Allora gli italiani cosa devono fare? Si devono dar fuoco perché al sud i politici passati hanno preso i soldi dal nord, questo è vero, dal nord, li hanno portati giù, se li sono mangiati, e quelle persone cosa devono fare? Si devono dar fuoco? No. Ecco perché hanno dato un segnale forte al movimento, aiuto. Quello è un segnale di aiuto. E quindi noi non il clientelismo mafioso si è bloccato, secondo lei? Con voi finalmente avete anche bloccato quel clientelismo politico? Noi chi non mantiene la promessa fatta di tagliarsi lo stipendio li buttiamo fuori, gli altri impresentabili e condannati sono in altri partiti e sono anche stati riconfermati e ricandidati. Noi invece no, li buttiamo fuori. Questa è la credibilità che poi non facciano il salto della quaglia e vadano a fare 50, no? Se vanno dall'altra parte sarà problema dentro la Lega non ci sono incandidabili, quindi non mi sento colpito dal problema. Però io voglio dire una cosa. Sì, mi sembra che è stato condannato, no? Io voglio dire una cosa, in realtà quando si dice che sono stati trovati 20 miliardi per le banche, quindi se ne possono trovare altrettanti per il reddito di cittadinanza, si fa falsa informazione perché non sono stati trovati i soldi, ci siamo indebitati ulteriormente. Allora, qual è il futuro che prospettano i 5 Stelle? Continuiamo ad indebitarci per dare una forma di assistenzialismo? Io non credo che a livello proprio economico, macroeconomico, sia questa la soluzione del Paese. E in tutta Europa c'è, allora gli europei cosa fanno? Fanno assistenzialismo? Ma il resto dell'Europa... solo la Grecia e noi. Allora, il resto dell'Europa ha dei presupposti economici completamente diversi, nessuno è indebitato come noi. Noi siamo con l'acqua fin qua. Se continuiamo a indebitarci invece di far ripartire il ciclo produttivo, non otteniamo niente, rimaniamo ancora di più nel pantano. Ma chi è con l'acqua fino qua? Cosa facciamo? Li facciamo affogare? No. Dobbiamo tirarli fuori. Allora, la responsabilità di solidarietà, questa è. Ma l'ho già detto, le forme di solidarietà già esistono. Esistono i redditi esistono gli assegni familiari. Allora perché ci hanno votato? Certo, fa comodo a tutti pensare di poter avere un reddito anche se non ho un lavoro, però non è questo il significato. Per cercarlo il lavoro, non è a vita. Ma allora abbiamo sostituito il clientelismo mafioso con l'assistenzialismo, è la stessa cosa? No, questa è una cosa... Al discorso che ci faceva la signora... Questa è una cosa inaccettabile, non si può dire una cosa del genere. La signora che ha chiamato che diceva tutti quanti i posti pubblici
accettabile questa cosa qua? È una domanda che ho formulato, vogliamo sostituire l'uno con l'altro? No, la mafia lasciamola stare dov'è? Ecco, che allora poi la signora all'inizio aveva detto, la signora che ci ha chiamato aveva detto però tutti i posti pubblici sono presi dal sud e poi era sì, ma è inutile ancora spaventare, non siamo più in campagna elettorale. Siccome devo andare in chiusura, io voglio lasciare un po' di... Professore, ci lasciamo con un po' di saggezza. Lei che è sociologo, lei che è sociologo, che sia saggio. però insomma io mi aspetto che lei ci dia un consiglio, perché abbiamo tanto bisogno di yoga, meditazione, lo so. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo aspettarci? Come cosa dobbiamo aspettare? Cosa dobbiamo aspettarci da questa situazione? Lei che è un sociologo e insomma interpreta un po' la società che viviamo, questa società. Un po' lasciare di cantare perché adesso siamo fuori in linea. No, ci siamo, professore, ancora in onda, ci dica. Siamo in onda. Allora devi cambiare versione, ci dica. No, non cambio nessuna versione, continuo. L'avvocatessa ha detto, qui il problema è che di fatto i nostri soldi del nord perché devono andare al sud? Lei non l'ha detta così, ma insomma... No, lei ha interpretato quello che io ho detto, è completamente diverso. Spieghi meglio, perché mi pareva di capire, se non perché mai dobbiamo darli al sud. No, questa espressione non è mai uscita dalla mia bocca, è stata proprio una pura invenzione. Insomma, bisogna essere un po' più amici, ecco, un po' più di solidarietà, amici, si può essere amici. Ma poi l'assistenza mafiosa, no? No, ma io devo chiudere perché sennò non finiamo più, poi mi sgridano, stanno già sgridando, Allora lei dice bisogna che ci sia solidarietà in questa società. Solidarietà, ma anche vedere quali sono i nodi importanti che devono essere risolti per poter fare quello che i vostri progetti o i nostri progetti. E quali sono i nodi importanti che devono essere risolti? Perché una cosa è proporre cosa faremo, ma anche che cosa facciamo in modo che non ci sia più. Cos'è che vogliamo che anche perché tolto il nord dal simbolo Lega Nord, tolto il nord, allora perché è stato tolto il nord? Proprio perché prima gli italiani, allora se però togliamo il simbolo nord e però comunque continuiamo a ragionare al nord-sud. Ma questo mi dispiace, ma io devo smentire, perché sono state fatte delle illazioni fantasiose che non sono mai state proferite dalla mia parola. Io non ho mai parlato né di nord né di sud, io ho parlato di puntare, io ho detto che bisogna è stato tolto sì o no? Vabbè, non è stato tolto. Come no? La Lega, il partito si chiama sempre Lega Nord. No, Lega. Non c'è allora io chiudo e su questa questione il simbolo elettorale è una cosa. Ecco, il simbolo elettorale è una cosa. E allora serve solo per prendere i voti allora. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno chiamato, chi ha postato su Facebook, grazie a Federica Pietrogrande, Lega Nord di Padova, grazie a Carmine Bianco, consigliere comunale di Montebelluna Movimento 5 Stelle e grazie a Gustavo Vezzardi, sociologo, che insomma ha cercato di dire vogliamoci un po' più bene. Alla fine non tanto. Alla fine non tanto, puntiamo sulle donne, cari politici, ricordatevi che se non fate fare figli alle italiane o comunque ai cittadini italiani abbiamo poche poi persone che andranno a votare, che consumeranno. Noi torniamo domani.